Allora Vincenzo, abbiamo vinto a Lugo, hai sbagliato 9 tiri, però hai messo dentro quello decisivo, il 10° a 7 secondi dalla fine. Emozioni? Siamo contenti sicuramente perché la partita, per come si era messa, non stava andando tanto bene. Abbiamo avuto una grande reazione, anche se dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. E siamo stati bravi, abbiamo fatto canestri importanti, all'inizio purtroppo non segnavamo e niente, bravi tutti. Ma perché non fanno tanto casino i tuoi compagni di squadra in pullman dopo la vittoria? Ma no, non è vero che non fanno casino, che stiamo programmando la serata visto che ce la meritiamo, dai. La Piovra dice di salutare a casa, quindi di salutare chi ti segue in streaming, no? Saluto a quelli di Zara soprattutto, che ci seguono numerosi. Allora, liberiamo Vincenzo Di Vicaro che può andare a sedersi come a scuola. Andiamo da Padre Pilo, perché Padre Pilo a fine partita era disteso sul parquet. Padre Pilo eri stravolto, però sei riuscito a vincere, no? Un attacco di adrenalina e sta avendo un infarto. No, sono stati bravi tutti. Potevamo magari, sì, ho fatto 18 tiri. Ah sì, è vero, 18 tiri, perché Padre Pilo è stato abbastanza così timido, no? Timidone, no dai, sono serviti alla fine. Se stavo seduto 30 già l'ultimo quarto, magari vinciamo un po' più facile. Però dopo quel tiro da 3 punti stoppato, tutti hanno detto Pilotto non può tirare, però sei stato decisivo. L'hanno detto gli altri, io no, io ho tirato ancora, no, adesso ridiamo, scherziamo. No, alla fine questo fa vedere che squadra siamo. Siamo stati un po' meno bravi in 3 quarti, ma siamo una squadra con tanto orgoglio. E questo, oltre a tecnica, oltre a tutto, ti può portare lontano. Mercoledì con lo Jadran, antenne drittissime, no? Anche se si gioca contro l'ultima. Per forza, già l'andata abbiamo rischiato. La partita di oggi era importantissima, comunque l'andata abbiamo vinta, possiamo cercare di star serio perché fino adesso non ero serio. La partita è importante, poi noi come siamo, abbiamo la sindrome da Marangoni, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Oh porca t'ammazzo, abbiamo la sindrome da Marangoni, non possiamo sottovalutare neanche i ragazzi under 19. No, adesso ci godiamo sta vittoria fino a stasera e poi dopo basta, pensiamo già a mercoledì che sono punti che dobbiamo tenere a casa, dobbiamo portare a casa. Incontriamo il capitano Gio Zacchetti che è al telefono, praticamente una finta clamorosa, guardate la tattica del capitano al telefono. Non ci dice con chi è, anche Peppanello al telefono e fa finta, sta salutando il suo... Ah sì, tua moglie? Salutala, va bene. Poltro, allora, che vittoria è stata? Importante sicuramente, difficile ma importante. È una partita durissima, Lugo che ha cambiato allenatore, si è stati sotto fino al 30° anche di 20 punti, poi per un la rimonta si è consumata nell'ultimo periodo. Quando avete capito che si poteva farci? Ma sicuramente alla fine del terzo quarto all'inizio del quarto quarto siamo entrati in campo con un altro atteggiamento, loro sono andati un po' in difficoltà sulla nostra pressione e questo ci ha portato alla vittoria. Peccato che tu sia uscito per falli, no? Anzitempo, diciamo così, non c'era l'ultimo fallo, l'ultimo quinto fallo secondo me. Succede, sono cose che succedono, purtroppo anche gli arbitri sbagliano, però va bene così, l'importante era la vittoria e i 2 punti. Va bene, grazie Poltro, buon rientro. Se andiamo davanti, rimaniamo in collegamento Alberto, sì, facciamo tutto live, vediamo di non incastrarci con i fili, andiamo davanti con Johnny Zampolli che sta mangiando la pizza, o sta facendo finta di mangiare le croste. Johnny, butta giù il pezzo di pizza. Eccoci. Allora, se ne entra... Vuoi un po' di acqua? Esatto, bravo. Ce l'hai? Dovresti anche parlare per oltre che a bere, ok. Architetto, dopo veniamo anche da te, Dopo. È bello far così, tutto live quasi, no? Johnny, sei rientrato dopo l'influenza, è stato un buon rientro, no? Allora, sinceramente sono contento per un solo motivo, perché ho fatto una partita lucida, diciamo. Sapevo di non essere in condizione come avrei voluto e quindi ho cercato di dare un apporto in termini di difesa, mettere in ritmo i compagni, fare tante piccole cose che magari in una partita non tutti riescono a vedere. Però sicuramente adesso che abbiamo vinto la partita siamo strafelici, perché poi oltretutto con la doppia sconfitta di Fortitudo e Orzinuovi questa è una vittoria che vale doppio. Però ti dico che sinceramente
partire meno 20 è una cosa che ci deve far riflettere, perché non è possibile che una squadra fatta con dei giocatori come noi, col nostro pedigree, con la nostra esperienza e con il nostro talento non può permettersi assolutamente. Si può dire che Udine ha giocato solamente l'ultimo quarto? Ma in realtà Udine ha giocato tutta la partita, però è l'approccio che non va bene, cioè è l'approccio che è assolutamente insufficiente. Quello che è venuto fuori l'ultimo quarto è l'orgoglio, però non può bastare per vincere un campionato, cioè deve esserci anche tutto quello che prepari in settimana, devi metterlo in partita, e non possiamo sicuramente avere quell'atteggiamento che abbiamo avuto oggi, ma presi singolarmente, cioè non dobbiamo cercare alibi. Devi andare in campo e avere un atteggiamento completamente diverso, al di là poi che dopo puoi andare a vedere che abbiamo tirato piedi per terra, buoni tiri, e li abbiamo sbagliati, però ripeto, puoi sbagliare i tiri ma puoi anche non prenderli, cioè. Infatti è meglio partire subito col piede giusto e non arrivare in queste situazioni, no? Assolutamente, perché poi ok, ci è andata bene, ma è stata presa per i capelli, ma proprio all'ultimo veramente, quindi sinceramente poi ti dico, secondo me è peggio vederla da fuori la partita, perché in campo noi a quel punto lì eravamo non tranquilli, però come dire, non avevamo niente da perdere, si era creata un'atmosfera strana con questi che non ce la facevano più. Erano cotti? Erano stracotti, erano una porcina al crane. Va bene, buon rientro John. No, dopo faremo sentire gli ultimi secondi, visto che sei, esatto, un ottimo imitatore. Ma io immagino, vuoi imitarmi? No, io immagino, non l'ho ancora sentito live, però sarà stato più o meno così. Ribaltamento, piazza per Di Viccaro nell'angolo, ci prova 3 punti e va! È andata bene, buon rientro, buona fine pizza Johnny, è bravo. Architetto, allora 5 punti, se non vado errato nel finale decisivo. 7? Allora devo ancora guardare bene gli appunti. È andata bene? Sì, è andata bene, come ha detto Johnny, per 30 minuti sono entrati secondo me i nostri fratelli. Brutti aggiungo io. Molto molto brutti aggiungo io. E dopo secondo me l'ultimo quarto dovevamo fare qualcosa. Eravamo magari non più sciolti, però insomma qualcosa secondo me dovevamo tentare, e alla fine ce l'abbiamo fatto. Ci vediamo mercoledì a Maranga contro lo Jadran? Beh certo, tutti lì a fare secondo me un casino veramente. Poi se posso dire una cosa, il pubblico che ci segue, una cosa secondo me è anche uno stimolo in più, e anche secondo me è una forza in più, quindi grazie ai tifosi che sono venuti. È stato bello esultare sotto il GD alla fine? È stato molto molto bello, veramente molto molto bello, sì. Adesso andiamo verso lo staff, c'è Marco Bacchini dietro, sta giocando al cellulare, vediamo che è solitario, bravo, solitario, Bacchini che si libera. Minar, passa avanti Marco, Piova, cosa dici? Ma niente, una bella partita. Hai detto che non volevi parlare? Siamo in diretta? Che bella partita! Siamo in diretta? Vai, parla. Ma in diretta siamo. Per forza. Allora saluto tutti quelli che, anzi ringrazio tutti quelli che non stanno guardando il TG5 e stanno ascoltando noi, non so di quanti sono. E niente, che dire, una bella partita. Ma che bella partita! Combattuta e alla fine vinta. Per fortuna che abbiamo vinto, appunto. Meno male, Bravo, anche per stasera sei libero, bravo, sì. Dario De Conti, Federico Vignola, preparatore atletico e vice allenatore. È andata bene ragazzi, Fede? Sì, è andata bene, poi alla fine keep calm e palla di Viccaro. Dopo 9 errori ha segnato il 10° tiro, vedi. Però se si arriva alla fine in queste condizioni è grazie alla condizione fisica del preparatore atletico, vero Dario? Diciamo che all'inizio ci siamo un po' risparmiati, quindi alla fine ne avevamo ancora, dai. No, comunque è stato importante perché al di là del fisico, la testa alla fine è quella che conta, da meno 20, tornare a vincere sicuramente se non ce l'hai dentro non ce la fai. Il fisico sicuramente è una parte, dai. Bravo, anche sottolinea il suo operato, insomma Deck, bravo. Adesso andiamo avanti, Alberto, vediamo, siamo sempre sulla corriera. Luca Corpaci dice, io sono senza voce, coach, siamo tutti senza voce, al volo, che partita è stata?
Partita allucinante, magari chi le guarda si diverte anche. Diciamo che la cosa più bella di oggi è quella che tutti al 30° non avrebbero detto, e non è la vittoria, ma è il fatto che questa squadra è unita, combatte, lotta assieme. Succede di fare le partite ridicole come abbiamo fatto quella di oggi, non succede solo a noi, succede anche all'Armani Jeans. Però tutti quelli che al 30° pensavano che questa fosse una squadra scollata, che poco legata alla maglia, all'obiettivo, deve ricredersi, e questo al di là della vittoria, perché potevamo sbagliare l'ultimo tiro oppure potevamo perdere di 5, di 7, perché alla fine abbiamo messo dentro tutto, ma il fatto che abbiamo lottato assieme, siamo andati a prendere 2000 rimbalzi in attacco perché ci rifiutavamo di perderla, è una cosa che tutti devono tenere ben presente da oggi alla fine, e magari accettare anche quei passaggi a vuoto che nello sport esistono, tanto più dopo 2 settimane difficilissime in cui ci siamo allenati veramente a spizzichi, perché abbiamo avuto 1000 influenze e contro una squadra che, credetemi, ha almeno 4 giocatori di altissimo livello. Quindi portiamo a casa per la classifica, siamo felici, ma l'aspetto morale della giornata è un altro. Grazie coach, ci vediamo al Maranga. Salutiamo anche Carletto Nobile, inquadriamo, che sempre al telefono sta facendo finta di parlare poi di non intervenire. Grazie a Alberto Tunizio, questa è l'Apo Gessaulina che ha vinto a Lugo di 2 punti a 7 secondi dalla fine. Ragazzi, abbiamo vinto, fatevi sentire. No, troppo casino, mi raccomando. Il passaggio di Poltroni per Marco Linar, azione da shot time. Zampoli per Poltroneri dall'angolo da 2 punti, fa solo Cottone, Davide Poltroneri. Pilotti segna, subisce il fallo, Andrea Netta col tiro libero supplementare, un minimo di reazione anche per Padre Piro. Zampolli, sceglie contro Pederzini, Cioni per Piazza da 3 punti, 36 secondi alla fine. Non la meritiamo, ma portiamocela a casa. Di Vicaro per vincere a 3 punti. 7 secondi alla fine, difendiamo, più 2, difendiamo, Villani palleggio, Villani contro Zampolli, Villani per overtime, no, Legnani per vincere, Legnani da 2 punti, no, abbiamo vinto, non ci credo, vince Di Vicaro, abbiamo vinto a Lugo, non la meritiamo, ma abbiamo vinto, grande il bomber, Vincenzo Di Vicaro. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe,
ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. In Serie A2 Gold, nella seconda di ritorno, la Pallacanestro Trieste è tornata vittoriosa dalla trasferta in casa della Cenerentola Veroli. 70-76 il successo per la formazione di coach Eugenio Dalmasson, che sale al settimo posto in classifica solitaria con 16 punti in piena zona playoff. Nel turno infrasettimanale della terza di ritorno, la Pallacanestro Trieste ospiterà al Pallarubini la Sigma Barcellona, che in graduatoria insegue i Giuliani con 12 punti al terzultimo posto.
si alza Fiorito da 3 e la mette Fiorito e fa esplodere il palo Alberti. Fiorito, un po' statica l'azione di Napoli, ecco Traini, assist bello, ancora Spisso, voleva giocare il pick and roll, parte Brownlee, preparate il flash delle macchine fotografiche perché andava in campo aperto. riceve invece Rodiwis che va a schiacciare. Ancora Santiangeli, però la penetrazione, ma c'è lo scippo di Lombardi che va da solo contro il canestro. Pallone ora nelle mani di Grayson che cerca di impostare l'azione di gioco, passa la palla a Holloway che penetra e schiaccia. Saccaggi, ancora lui il pick and roll, prova Ricci va da Rosa, attenzione perché Sandrosa ha un po' di atletismo nelle gambe. Maresca, 24 secondi, è l'ultima azione. E saluta come un Marines, contatto di salute militare. Barcellona è un passo dalla storia. Non ci credo, non ci credo. Nella seconda di ritorno in Serie B nazionale, girone B, la Friuladria Pordenone ha perso a Montichiari per 71-65. Sconfitta anche la Franco Robert Jadran Trieste, che non è riuscita a segnare più di 37 punti sul campo della Urania Milano. Nella seconda di ritorno però il colpo l'ha fatto la GSA A+ Udine, vincendo a Lugo per 69-71 dopo una rimonta di 20 punti nell'ultimo periodo di gioco. La GSA si conferma al secondo posto in classifica a fianco a Montichiari con 24 punti all'inseguimento della capolista 100. In zona playoff anche la Friuladria Pordenone, che di punti ne ha 18 assieme a Bergamo e Lecco, mentre la Franco Robert Trieste è sempre solitaria, ultima della graduatoria con soli 2 punti. Purtroppo, secondo me, è incredibile perdere una partita dove a un minuto dalla fine del terzo quarto si vinceva di 23, però è successo e onestamente adesso andare a cercare tante concause in un momento di nervosismo così, anche un po' di sconforto, è difficile. Ovvio che noi c'è una cosa su tutte che ci ha penalizzato, che è l'assenza di Montanari. Noi iniziare senza l'unico playmaker vero che abbiamo in squadra è difficile, e quindi abbiamo costruito tutto con Fabio Ruini, che ha giocato 39 minuti e mezzo e che quindi è arrivato alla fine che aveva sempre la difesa tutta addosso, non poteva più creare più di tanto. Abbiamo avuto problemi di falli con i lunghi, abbiamo avuto la fortuna di stare a zona tanto tempo. All'inizio ci ha dato tanti risultati, però è chiaro che poi alla lunga ci sono problemi, abbiamo concesso rimbalzi, abbiamo concesso secondi e terzi tiri e quindi la partita ci è un po' scivolata dalle mani. Onestamente, per quello che è stato il trend anche degli ultimi 2 minuti, pensavo di portarla a casa lo stesso, nel senso che c'è stato un errore a un tiro libero, c'è stato un tiro da 3 punti molto aperto che di solito segniamo, è anche vero che la squadra è arrivata alla fine sulle ginocchia. Detto questo, come sei tornato a Lugo, no? Una trattativa che si è svolta molto rapidamente. Tanti appassionati in Friuli vogliono capire, no? Come è successo questo. Allora, ti chiedo 30 secondi prima per fare un grande ringraziamento a tutta la dirigenza e soprattutto al presidente Majorana di Spilimbergo, perché non è una cosa da tutti concedere una cosa del genere. Poi è chiaro che io il mercoledì mattina ho ricevuto una telefonata che è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Ti chiamo una squadra a 32 km da casa tua che fa una serie superiore nella quale io ero già stato 20 anni fa e mi ero trovato molto bene, è difficile non pensare a venire, insomma, ecco. E quindi a quel punto devo dire la società è stata molto comprensiva, lo dimostra il fatto che ieri hanno fatto una partita senza l'allenatore in panchina, cioè non avevano neanche una soluzione pronta. Lasciarmi venire subito è veramente da dirgli solo un grandissimo grazie, e io spero che anche per loro le cose adesso possano migliorare, magari con un cambio che a livello di prima squadra gli possa dare una spinta per ottenere qualche buon risultato.
In bocca al lupo per questa nuova avventura all'Orva, ci vediamo ai playoff. Io lo spero. Stasera potevano essere 2 punti che facevano la differenza. Cerchiamo di andarceli a prendere a Lecco mercoledì, una partita decisiva e non sappiamo se avremo meno Montanari, però ripartiamo da 30 minuti di grande pallacanestro, speriamo di aumentarli a 40 e portare a casa una bella partita. Nella seconda di ritorno del campionato di Serie C nazionale nel girone C, la capolista Cagliari Scono di Rosazzo ha perso per 74-70 sul parquet della Wacker San Vendemiano. Il colpo l'ha fatto la Isogas Gorizia, che ha imposto l'alt all'altra capolista Vicenza, con gli isontini che hanno vinto 85-93 sul parquet Berico. La Falconstar è andata a vincere a Montebelluna per 65-82, riprendendosi dopo le recenti battute d'arresto. La Graffi Studio Spilimbergo, ancora senza allenatore, ha invece dato via libera alla SME Caorle per 83-97. Nel turno infrasettimanale si gioca per la Coppa Italia con la Cagliari Scono di Rosazzo che ospita la Raggi Solaris Faenza nella partita d'andata. Il ritorno a Faenza è previsto per il 4 di febbraio. Nella terza di ritorno della Serie A1 femminile, la Calligaris Ginnastica Triestina, nonostante il cambio di panchina con Rogelio Zovatto sul posto di Nevio Giuliani, ha perso per 45-89 dalla Famila Schio. Trieste è sempre ultima in classifica con 2 punti a -4 dalla coppia formata da Parma e Orvieto, che stazionano al penultimo posto. Nell'ottava e penultima giornata di ritorno del girone B di Serie A2 femminile, la Quercia Ambiente Muggia ha perso per 51-70 con la PF Group Ferrara. Rivierasca è sempre ultima in classifica con 2 punti a -4 dalla Pallacanestro Biassono, che nel turno ha riposato. In Serie A3 femminile, nel girone B, continua la marcia del Sistema Rosa Pordenone, ancora imbattuto dopo la vittoria per 39-57 a Sarcedo nella sesta e penultima di ritorno della prima fase. La Del Serudine invece si è fatta rimontare dal +14 di inizio quarto periodo dal Basket Club Bolzano, che si è imposto per 59-61 al Palazzetto dello Sport Benedetti. In classifica sempre Sistema Rosa Pordenone in testa con 26 punti, 13 vittorie e 0 sconfitte, mentre la Delser si conferma al quarto posto con 14 punti, frutto di 7 vittorie e 6 sconfitte. La Fluid System 80% è campione d'inverno in Serie C regionale. La squadra di Andriola nell'ultima andata ha vinto per 61-71 sul parquet della Lussetti Servolana. In graduatoria, all'inseguimento dei pedemontani, c'è la coppia formata da Blue Energy Codolpo e Breg Sandorligo. La Blue Energy ha vinto abbastanza nettamente al Benedetti sul parquet dell'UBC Latte Carso, mentre il Breg Sandorligo ha regolato la Metallica Tolmezzo. Nel fine settimana di FVGSportChannel.com tanta pallacanestro con il Basket Day in una non-stop tra sabato e domenica, mentre domenica alle 18 appuntamento con la Serie B e la trasferta della GSA Udine sul parquet dell'Arzignano.